La bonifica del delta padano ha favorito, con il successivo prosciugamento delle valli di Comacchio, la scoperta delle tombe etrusche dell'antica città portuale di Spina. Circa 20 anni or sono, nella valle Trebba veniva riportato alla luce un grande e ricco sepolcreto. Oggi la vicenda si ripete per Valle Pega, con una esplorazione sistematica che attua un metodo unico e caratteristico di scavo. Nella piatta e assolata pianura gli archeologi gareggiano in velocità con l'acqua, il cui velo è a pochi centimetri di profondità e avvolge le tombe antiche. Le tombe individuate sono circondate con cassoni metallici di protezione per avere una visione delle antiche suppellettili in posto e poterle fotografare. Riaffiorano così testimonianze vive della favolosa città di Spina, di quella Venezia etrusca che alle foci del Po convogliava tutto il commercio greco ed etrusco fra l'Adriatico e la pianura padana. Vasi attici dipinti, in genere della seconda metà del V secolo a.C. Bellissimi candelabri con statuine, piatti ed altri oggetti anche di oreficeria, che vengono poi ripuliti e accuratamente catalogati. Della celebre città non rimane purtroppo che l'eco della sua fama, nel ricordo degli storici e dei geografi antichi, ma ecco riapparire oggi le sue tombe splendide, il cui prezioso materiale costituisce il nucleo fondamentale delle collezioni del Museo Nazionale di Spina a Ferrara. Bronzi raffinati, grandi vasi pregiati si affollano nelle sale del nuovo museo ordinato nel palazzo di Ludovico il Moro, alternandosi con le terre cotte, le preziose oreficerie, le ambre lavorate provenienti dalle lontanissime regioni del Baltico e rievocano la vita e gli splendori di una città scomparsa. Tra bonifica e archeologia si stabilisce dovunque un segreto rapporto. Anche lungo il litorale tirrenico, l'intenso sfruttamento agricolo della maremma etrusca comincia a rompere il silenzio di quei luoghi celebrati dal Carducci, ridestando dal loro sonno sepolcrale le rasenie città in mezzo ai boschi. Ecco Vulci con il suo celebre ponte dell'Abbadia, con la desolata suggestione delle antiche rovine e della folta vegetazione. Ecco come ancora appaiono ermetiche, stagliate nel rosso vivo delle pareti di tufo, le facciate delle tombe rupestri di Norchia. Sulle alture la macchia folta ricopre ancora le poderose muraglie che circondavano le città e i borghi etruschi. Ma nel fianco delle colline, singolari e fantastiche architetture di facciate di templi presentano suggestive immagini di un mondo perduto.
Ecco le mura di Volterra, sopravvissute alle vicende e agli assalti del tempo, e la famosa Porta dell'Arco. Le teste delle divinità protettrici della città sporgono ancora consunte dalle pietre millenarie, rievocando silenziosamente il mistero della vita di quella gente, così come le loro oscure credenze si celano dietro il sorriso enigmatico dell'Apollo di Veio, supremo capolavoro della plastica etrusca. Con immagini mute, anche gli uomini ci si affacciano chiusi nel loro segreto, come questi banchettanti della tomba degli scudi di Tarquinia. Leggiamo i loro nomi nelle iscrizioni, ma il loro linguaggio rimane avvolto in una nebbia che non siamo riusciti ancora del tutto a diradare. Come in un velo di mistero restano gli antichi culti tirrenici che affascinarono gli antichi scrittori greci e latini. Si può dire che quasi soltanto attraverso le tombe riusciamo a penetrare un poco nella storia viva del popolo etrusco. Come gli antichi egiziani, anche gli etruschi credevano che lo spirito dei defunti continuasse a vivere nell'interno del sepolcro. Così le necropoli ci appaiono quasi una ripetizione delle città dei vivi, con le loro strade, i loro edifici. Le camere sepolcrali sono scavate nel tufo a imitazione delle case. Per un attimo ci illudiamo di curiosare, dopo 25 secoli, nell'intimità domestica delle abitazioni etrusche. I moderni scavatori, riportando in luce e restaurando e circondando di verde e di fiori i tumuli della necropoli di Cerveteri, hanno reso più vivo il contrasto fra l'immagine di vita e la destinazione sepolcrale di questi singolarissimi monumenti, che sono tra le rovine più suggestive e impressionanti dell'antico mondo mediterraneo. Nella tomba, dove lo spirito del defunto continuava a vivere secondo la credenza etrusca, venivano collocati vestiti, armi, suppellettili e strumenti diversi, oltre i cibi e le bevande. Le preziose suppellettili riflettono lo sviluppo storico della prima grande civiltà nata sul suolo italiano. Ci riportano alla fase aurea in cui le navi etrusche percorrevano vittoriosamente i mari, scambiando i metalli di cui era generoso il suolo etrusco con raffinati prodotti dell'arte orientale e greca. 7 secoli prima di Cristo, la moda orientalizzante invadeva le splendide città costiere d'Etruria con figure di belve favolose, di miti esotici, di guerre. E poi il prezioso gusto figurativo della Ionia e le sublimi creazioni del genio attico si riversavano negli empori frementi di vita di Cerveteri, di Tarquinia, di Vulci, penetravano nell'interno del territorio, permeavano con la loro lussuosa impronta gli arredi, i vasi, i costumi. Nei finissimi bronzi etruschi, il gusto per il particolare veristico, per il mobile carattere di tutti gli esseri viventi, uomini ed animali, presenta una ricchezza di singolari qualità espressive che trasforma le opere d'arte in veri e propri documenti di vita. Un mirabile esempio resta fra tanti il gruppo dell'Aratore di Arezzo. Ma dietro gli aratri della bonifica, a volte dai solchi di Etruria, la vita erompe anche fuori dalla cerchia sepolcrale in monumenti che testimoniano direttamente le forme della vita sociale ed economica. Un grande centro abitato nella media valle del Reno, tra i monti dell'Appennino tosco-emiliano, si dispiega agli occhi attoniti dei ricercatori e dei visitatori moderni. È Marzabotto, città unica, con grandi strade orientate secondo i punti cardinali e intersecantesi ad angolo retto, proprio come la dottrina etrusca imponeva che si costruissero le città. Con le sue tombe solitarie e suggestive, romite come nel sogno di Baudelaire, con la sua geometrica pianta a scacchiera, con i basamenti dei templi sull'Acropoli,
Marzabotto è la Pompei etrusca, 2 volte sopravvissuta all'usura dei secoli e alle recentissime rovine della guerra moderna. Così la civiltà etrusca, che pur non ci ha tramandato la voce diretta della sua letteratura e della sua storia, parla attraverso i monumenti e le vive immagini dell'arte un linguaggio ancor più eloquente e affascinante di quello dei documenti scritti.